per te. Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Anche quest'oggi in primo piano la cronaca con la notizia shock dell'arresto, del fermo anzi, di un ragazzino di appena 17 anni per l'omicidio del Grappa. Per tutti gli aggiornamenti su questa vicenda che ha profondamente scosso l'intera comunità ci colleghiamo con Treviso, dove abbiamo Christian Arboit davanti al comando provinciale dei Carabinieri. Buongiorno Christian. Buongiorno Marta, a te e a tutti i telespettatori, anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Sono ore frenetiche di indagini serrate sul caso del Grappa, l'omicidio di Bledar Dedia, il 39enne ritrovato la mattina all'alba del 21 gennaio. Era domenica in un bagno di sangue in via dei Colli a Paderno del Grappa, in un bosco, in una zona particolarmente isolata. Ebbene, al carcere di Santa Bona, sezione minorile, si trova un 17enne di Pieve del Grappa che appunto nelle prossime ore sarà sentito. Ci sarà l'udienza di convalida del fermo. È accusato dell'omicidio del 39enne, 10 le pugnalate inferte sul corpo dell'uomo. Ma riepiloghiamo la vicenda con questo servizio e poi vi diamo ulteriori aggiornamenti. Dopo un mese di indagini serrate, il presunto killer di Bledar Dedia ha un volto, quello di un minorenne italiano di buona famiglia, 17 anni nemmeno. I due si erano dati appuntamento nel pomeriggio del 20 gennaio, un sabato, forse per un incontro di natura sessuale. Poi la situazione è evidentemente precipitata fino alla mattanza e a quelle 10 coltellate inferte sul corpo del 39enne albanese, sposato e padre di 2 figli. Questa è la svolta clamorosa quanto scioccante che gli stessi inquirenti stanno trattando con il massimo riservo, coordinati dalla Procura dei minori di Venezia. A incastrare il teenager alcune testimonianze, le tracce del DNA prelevate dagli uomini del RIS di Parma nei giorni seguenti il ritrovamento del cadavere all'alba di domenica 21 gennaio in una zona isolata in via dei Colli a Paderno. Bledar era a terra in un bagno di sangue, i pantaloni abbassati, una scena del crimine che fin dall'inizio aveva fatto propendere per la pista passionale, con i carabinieri che non hanno lasciato nulla di intentato. Indizio dopo indizio si è ricostruito come il 17enne si fosse ferito alla mano nel corso dell'aggressione, disfandosi poi sia dell'arma del delitto, un coltello da cucina, sia di alcuni capi di abbigliamento. Non solo, il ragazzo, prima di dileguarsi a piedi, avrebbe anche tentato di far scomparire le chiavi dell'auto di Bledar, trovata dai carabinieri con le porte regolarmente chiuse. Si tratta ora di capire che relazione ci fosse tra il 39enne e il 17enne, 22 anni di differenza. Se già si frequentassero, la vittima abitava ad Asolo, il ragazzino sarebbe di Pieve del Grappa. Bledar poi lavorava in un noto locale di Borso, non si esclude possano essersi conosciuti lì. A questo punto occorre anche appurare se ci sia stato un approccio di tipo sessuale, se per caso in ballo ci fosse un compenso di natura economica. Al setaccio ci sono le chat frequentate dall'uomo in quella che appare sempre di più come una doppia vita, interrogativi aperti, così come per l'eventuale coinvolgimento di altre persone. La stessa sindaca è sconvolta. Davvero è annientante pensare a un ragazzo così giovane che compie un gesto così violento. Resta tanta tristezza e davvero tanta inquietudine, perché ci tocca tutti un fatto del genere. Ci aveva toccato la morte di Dejar sicuramente, il fatto che sia un ragazzo così giovane coinvolto in questo gesto così estremo ancora di più ci tocca.
Queste le parole sofferte e soppesate della sindaca di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, ma veniamo agli aggiornamenti. Nel servizio facevamo riferimento alle chiavi dell'auto di Bledar e all'arma del delitto, un coltello da cucina. Potrebbero esserci degli sviluppi nel corso della giornata. Per il momento il condizionale è d'obbligo, ma sarebbe stata individuata perlomeno l'area dove si trova questo materiale. Chiaramente parliamo di oggetti che sono dirimenti ai fini probatori, quindi il coltello da cucina utilizzato per infierire sul corpo del 39enne e appunto le chiavi dell'auto, auto che era stata ritrovata quella mattina del 21 gennaio regolarmente chiusa, un fatto molto strano che aveva allertato gli inquirenti. Siamo in attesa dell'udienza di convalida del fermo, questo giovane che si trova a Santabona, sezione carcere minorile, però c'è l'altro fronte, la famiglia di Bledar, che in quest'ultimo mese si è affidata all'avvocato Guido Galletti, che abbiamo sentito poco fa. Queste, Marta, le sue parole. Avvocato Galletti, lei rappresenta la famiglia di Bledar, quella di ieri è una svolta, voi ve l'aspettavate? Sì, la famiglia ed io ci aspettavamo che ci sarebbe stata un'accelerazione, così si era capito che la Procura di Treviso e la Procura per i minorenni avevano indirizzato le indagini verso una direzione che verificheremo poi se è quella corretta. Certamente la famiglia è soddisfatta per la velocità con cui le indagini sono state compiute e offre, come si dice, in ogni caso il suo contributo e ringrazia anche sia i carabinieri che le procure e i pubblici ministeri per il lavoro fin qui svolto. Quindi è una prima svolta, diciamo che i familiari sono soddisfatti anche perché questa svolta allontana i sospetti sulla famiglia per certi versi, che era stata tirata in ballo, il codice del canone e quant'altro. Ma assolutamente questa era una pista che non aveva destituita completamente di fondamento. La famiglia non è mai stata coinvolta nell'indagine, come dire, le attenzioni doverose che si erano poste all'inizio sono state immediatamente fugate. Il contesto in cui questo efferato omicidio si è consumato ovviamente aveva una logica diversa da quella familiare. Si è parlato tanto in questo ultimo mese di questa doppia vita di Bledar, a tal proposito che cosa dice la famiglia? Ma noi ed io personalmente e la famiglia non commentiamo assolutamente queste indicazioni. Dal nostro punto di vista non vi era nessuna doppia vita o quantomeno non vi erano evidenze perché questa doppia vita ci fosse. Come ho già detto prima, attendiamo degli sviluppi investigativi. Allo Stato noi non riusciamo a darci una spiegazione che abbia una logica. Che lei sappia, avvocato, sono state ritrovate le chiavi della macchina di Bledar? Guardi, questa è un'indicazione su cui non posso dare né conferma né smentita, è un dato investigativo su cui al momento c'è ancora il segreto istruttorio e quindi non mi permetto di entrare. Questo è per questo che dobbiamo procedere, Marta, con tutti i condizionali del caso. Parliamo di un minore che appunto si trova in carcere con l'accusa di omicidio, quindi i condizionali sono davvero d'obbligo. Ma c'è un altro interrogativo inquietante, e cioè che la storia non sia finita qui, che ci possano essere altre persone interessate. Di certo in queste settimane i carabinieri hanno sentito tante persone di tutte le generazioni. Non si esclude che possa esserci un giro anche più esteso di prostituzione. Questo ovviamente è un interrogativo e si sta scandagliando anche questa ipotesi. Intanto a Pieve del Grappa chiaramente c'è sconcerto. Queste le voci che abbiamo raccolto ieri in paese. Si pensava fossero adulti, sì, e
cioè almeno io mi immaginavo, quando mi sono un attimo informato della notizia, insomma pensavo fosse una cosa, diciamo, che è venuta fuori tra con come dire, dei tradimenti e delle cose, insomma, per ripagare i conti, tutto qua. Spiace sentire sta cosa, di qualsiasi età, ma ancora di più sapendo che è un giovane. Grande tristezza per queste cose. La notizia del fermo di un 17enne del posto piomba su Pieve del Grappa a metà pomeriggio, a un mese esatto dal ritrovamento del cadavere di Bledar in un bosco di Paderno. Lo shock è evidente anche tra i più giovani, nessuno immaginava un epilogo di questa portata. Penso che ultimamente per via di giovani sta succedendo una tragedia dietro l'altra e che sia colpa loro, comunque siano loro a subire. I giovani in questa zona ultimamente stanno facendo di tutto. Quindi c'è un problema di disagio giovanile? Secondo me sì, in questi anni più di prima. Sì, non me l'aspettavo comunque che fosse un minorenne. Sono cose che non dovrebbero succedere, purtroppo secondo me c'è un po' di decadimento di valori che siamo arrivati a questo punto qua. E c'è un problema tra i giovani? C'è un problema, certamente che c'è un problema fra i giovani. Così dunque a Pieve del Grappa, un fronte che monitoreremo per tutta la giornata e non solo, siamo in attesa appunto dell'esito dell'udienza di convalida del fermo. Ti do un ultimissimo aggiornamento di cronaca, Marta. Io e Alberto Pivetta ci troviamo qui in via Cornarota all'esterno del Comando Provinciale dei Carabinieri, dove poco fa è terminata una conferenza stampa relativa a un'operazione contro la prostituzione. Si trova agli arresti una 35enne di origini moldave che aveva messo in piedi un vero e proprio giro di prostituzione con ragazze dell'est Europa, molto spesso giovanissime, giovani madri in stato di bisogno. Le portava a domicilio dei clienti, quindi le consegnava a domicilio, un termine brutale ma così parliamo di un giro anche sul web, perché le prestazioni sessuali venivano concordate di fatto online. Non solo, c'erano delle prestazioni aggiuntive. Questa prestazione aggiuntiva aveva solo un nome: cocaina. Tanta cocaina che questa maîtresse metteva a disposizione dei clienti quasi tutti facoltosi. Le tariffe orarie variavano tra i 150 e i 200 euro. C'erano appunto uomini che prenotavano queste prestazioni per una notte intera e non solo. Quindi la Treviso bene, così è stata definita. Anche qui un durissimo colpo a questo giro di prostituzione, lo ripeto, per questo in carcere alla Giudecca c'è una donna di 35 anni che appunto aveva messo in piedi questo giro tra le province di Treviso e Venezia. Per il momento è davvero tutto, Marta. Con Alberto Pivetta da via Cornarotta ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboit, Alberto Pivetta per questo collegamento. Naturalmente se ci fossero ulteriori aggiornamenti su questa vicenda torneremo a collegarci e a fornirvi tutti i dettagli. Ma in queste ore c'è anche un'altra vicenda che sta destando non poco stupore e preoccupazione nella nostra regione. Riguarda il caso di una ragazzina di appena 17 anni vittima di cyberbullismo. Nei suoi confronti erano stati pubblicati su internet pesantissimi insulti e minacce di morte. Bene, in queste ore il questore di Padova ha emesso un provvedimento di ammonimento. Sentiamo. Una ragazza 17enne ha ricevuto il provvedimento di ammonimento del questore di Padova, Marco Odorisio, con l'accusa di cyberbullismo. In pratica la giovane si è resa protagonista nel tempo di ripetuti atteggiamenti intimidatori nei confronti di una coetanea. Il provvedimento è arrivato dopo una lunga indagine della divisione anticrimine sui gravi episodi accertati e avvenuti online tra le due ragazzine minorenni. Tutto inizia quando una studentessa padovana 17enne si rivolge alla questura perché una sua conoscente, utilizzando
utilizzando la rete internet, aveva iniziato ad avere un comportamento aggressivo nei suoi confronti, con minacce e offese, pubblicando sui social video e messaggi di testo che presto sono diventati pesanti insulti e, nei casi più gravi, vere e proprie minacce di morte. Addirittura in un'occasione, dopo essere stata bloccata dalla vittima su WhatsApp, l'autrice delle minacce aveva pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui, ballando in un video, fingeva di prendere per i capelli e picchiare la coetanea. Nei giorni successivi era arrivato anche un messaggio in cui le augurava la morte, e così l'ansia e la paura, per sé e per i familiari, avevano convinto la vittima a rivolgersi alla polizia. Ed ecco il provvedimento di ammonimento del questore per prevenire e fermare questi episodi di violenza. E restiamo a Padova con la storia di un papà che da anni entra nella ZTL per andare a prendere i figli a scuola. Da sempre lo fa, qualche minuto prima dell'orario consentito, ma ora senza preavviso sono scattate le multe che stanno arrivando in questi giorni. Decine di contravvenzioni, pensate, siamo già quasi a 3.000. Ci racconta quindi tutto di questa storia Federico Fusetti, che vedo già in collegamento da Padova con la collaborazione tecnica di Cristian Roque Allende. A te Federico, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo in pieno centro con Cristian Roque Allende per mostrarvi e per parlarvi di una storia veramente particolare. Alle mie spalle via Vescovado, ve la mostra Cristian, c'è un varco ZTL, attraversato quello, dopo pochi metri si arriva in Piazza del Duomo. Noi siamo con Gianluca Boldrino, buongiorno. Buongiorno Federico. Buongiorno. Vogliamo raccontare la sua storia perché lei è un papà e questa è, diciamo, la sua professione principale, e tutti i giorni va a prendere i figli a scuola in Piazza del Duomo. Praticamente la scuola è lì, lo fa da anni, ha un permesso lei che le consente di entrare in ZTL dalle 16 e sono tanti anni che lei arriva però qualche minuto prima per trovare parcheggio, insomma, non va certo a fare shopping in ZTL, ma va a prendere i figli a scuola. E ha sempre avuto questa tolleranza di 2, 3, 4, 5 minuti di anticipo, quindi non parliamo di ore ma di qualche minuto. Entra un po' prima per cercare parcheggio ed è sempre andato tutto bene. Improvvisamente adesso da gennaio cosa è successo? Cominciano ad arrivarle le multe da settembre, quindi mesi di multe senza che, diciamo, lei abbia mai saputo che questa tolleranza non c'è più. Quindi insomma una bella preoccupazione. Esattamente, negli anni precedenti non c'era un minimo di tolleranza, alcuni anni addirittura c'era un orario precedente in maniera tale da dare la possibilità ai genitori di arrivare un po' prima. Quest'anno non c'è stata e passi anche questo. Il problema è che sono arrivate le multe da settembre a dicembre, passati al limite di 90 giorni per poi poterle annullare, per renderle inutili. Quindi da questo punto mi trovo con 25-30 verbali già consegnati in attesa di altri 10, 15, 20. E sono cifre che diventano difficili da coprire per una cosa di buon senso, non per altro. Ogni multa a quanto corrisponde? Sono 77 euro pagandolo entro i 5 giorni e 102 superati i 5 giorni. Quindi Dobbiamo anche farle vedere, insomma, le multe ci sono davvero, sono qui e sono i verbali che finora sono arrivati. Ovviamente mancano tutti quelli degli ultimi mesi che arriveranno. Quindi tanta sorpresa anche, penso, quando ha visto che cominciavano ad arrivare messaggi dalla posta. Sì, anzi, ai primi pensavo ci fosse stato un piccolo problema di registrazione del permesso. Infatti ho chiesto direttamente alla ZTL, a Over ZTL, poi invece ho visto che purtroppo era una cosa normale. Quindi abbiamo 5 giorni alla settimana di multe per 3 mesi. Cosa chiede? Cioè, sa che comunque diciamo, il verbale è arrivato e quindi adesso diventa difficile diciamo, impugnarlo, ma lei cosa chiede? Immagino lei non voglia far polemica col comune, ma come diceva prima, col buon senso cercare di capire le esigenze di tutti questi genitori. Esattamente, sicuramente io capisco di essere in torto, ci mancherebbe altro. Posso anche essere pronto a pagare alcune di queste multe, non ne sarebbe un problema. Poi magari se si riesce a venire incontro, considerando che stiamo parlando di oltre 3.000 euro di multe, si può vedere di cercare di fare qualcosa. In più magari si può discutere per rendere questo accesso
affrontabile un quarto d'ora prima, 20 minuti prima. È inutile avere un'ora dentro per uscire, che è assolutamente troppo tempo, e si può magari uscire magari mezz'ora prima e entrare mezz'ora prima. Quindi spostare gli orari. Magari tornare agli orari come era stato qualche anno fa, dalla mezza alla mezza. Vedremo se il Comune accoglierà questo appello, lo possiamo considerare così. E il buon senso certo farebbe propendere per una soluzione positiva. Proveremo anche noi insomma a sentire l'amministrazione. Intanto in bocca al lupo e grazie a Gianluca Boldrini. Grazie a voi, buona giornata. Marta, a te la linea. Grazie a Federico Fusetti, e speriamo davvero che questa vicenda possa trovare una soluzione ragionevole sia per i genitori naturalmente che per il Comune. È una questione, come dice il collega, di buon senso. Noi ora proseguiamo con la cronaca e ritorniamo a parlare della vicenda che l'altra notte ha tenuto con il fiato sospeso l'intera comunità di Preganziola. La vicenda è quella dell'uomo che ha sequestrato per appunto l'intera notte la moglie, minacciandola con una pistola. Ebbene, per questa mattina è in programma l'interrogatorio di garanzia del marito nel carcere di Santabona. Sentiamo i dettagli. Dopo l'ennesima lite le aveva mostrato la pistola. Se te ne vai ti uccido. La donna, 58 anni, terrorizzata, aveva contattato la figlia. Non era la prima volta che due coniugi litigavano, tanto che lei aveva deciso di lasciarlo. Ed è per questo motivo che l'uomo ha messo in atto quello che si è trasformato in un vero e proprio sequestro di persona. Domani ci sarà l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Treviso, dove è stato portato dopo l'arresto. L'uomo, operaio 55enne, ex militare, è accusato di sequestro di persona aggravata dal vincolo di parentela e maltrattamenti in famiglia. Per una notte intera ha tenuto la donna ferma, chiusa in casa, non poteva uscire, le aveva strappato le chiavi dell'abitazione. Ora il pubblico ministero Giulio Caprarora potrebbe chiedere la custodia cautelare in carcere oppure gli arresti domiciliari nella casa del padre con braccialetto elettronico, una valutazione che dovranno fare gli inquirenti, decisione che prenderà poi il giudice per le indagini preliminari. In queste ore il legale dell'uomo, l'avvocato Luigi Fadalti, è andato in carcere per parlare con il suo assistito, il quale avrebbe raccontato la sua verità. Il 58enne aveva in casa 7 armi tra pistole e fucili, tutte per uso sportivo e caccia. Dopo l'arresto avvenuto con un blitz fulmineo da parte degli uomini dei reparti speciali dei carabinieri, le armi sono state sequestrate. La coppia era sposata da una decina d'anni, ma nell'ultimo periodo soprattutto le cose non andavano bene. I vicini parlano di litigi anche violenti. L'altra sera la discussione è degenerata. L'uomo ha tirato fuori una delle sue pistole terrorizzando la moglie. Per una notte intera i carabinieri con un negoziatore hanno parlato attraverso piccoli messaggi con la donna per tranquillizzarla, per tenerla calma, fino alla mattina quando è stata tratta in salvo. Per il marito si sono aperte le porte del carcere. Razzia di bici al Pinarello dello scorso novembre, presa la banda. Gli agenti della questura di Pordenone hanno arrestato 4 rumeni accusati anche di altri colpi a Pordenone e in provincia di Parma. Eccoli pancia a terra mentre a passo del leopardo strisciano nel piazzale della Pinarello in Viale della Repubblica a Villorba. È lo scorso 22 novembre quando i predoni mettono a segno un furto clamoroso. Nel giro di poche ore hanno svaligiato per ben 2 volte la storica azienda rubando biciclette da corsa per oltre 300.000 euro. Dopo 3 mesi di indagini, gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone hanno arrestato 4 rumeni accusati dell'assalto trevigiano e di altri 2 colpi, uno alla Mania Green di Viale Treviso a Pordenone, l'altro alla società Ferramenta di Sala Vaganza in provincia di Parma. 3 furti nell'arco di 7 giorni, stesso modus operandi, ingente il bottino. Oltre alle bici Pinarello sono state rubate a Pordenone 60 motoseghe e 2 gruppi elettrogeni per complessivi 50.000 euro. Nel parmense ancora diverse motoseghe e materiale da giardinaggio per 28.000 euro. Per fuggire sia a Parma che a Pordenone la banda ha utilizzato dei furgoni rubati in loco. I 4 agivano molto rapidamente con un'organizzazione militare. Un'osservazione da ex ufficiale dell'esercito che ho fatto, perché nelle immagini, come avrete avuto modo di constatare, viene adottato il cosiddetto
passo del leopardo, che è uno stile tipicamente, una mossa o un atteggiamento tipicamente militare per eludere quelle che sono le telecamere, per soprattutto cercare di non destare sospetti al nemico. Le indagini hanno portato i poliziotti ad individuare la banda di trasfertisti che dalla Romania giungeva in Italia per mettere a segno furti di costose bici e materiali da giardinaggio. Concluse le scorrerie, in genere i colpi venivano messi a segno nell'arco di una decina di giorni, i 4 rientravano in patria. Fenomeno, quello dei trasfertisti, frequente nel nord-est, ma non solo. I georgiani sono notoriamente esperti nei furti in appartamento, i rumeni sono esperti, come nella circostanza, in furti nelle attività commerciali, in particolar modo quelle di squisitamente di tecnica oppure di biciclette particolari o anche di attrezzi di lavoro, come nella nostra indagine, e poi magari altre etnie si occupano di spaccio di sostanze stupefacenti. I 4 sono stati rintracciati ed arrestati in una struttura ricettiva di Verona dove alloggiavano, ma avevano anche preso in affitto un appartamento nel quale sono state rinvenute 6 costosissime mountain bike, seghe elettriche ed altro materiale verosimilmente rubati nei giorni scorsi. Ecco, questa allora la cronaca. Ora andiamo a Monastier perché ci chiede la linea il collega Lucio Zanato per parlare di sanità, perché è in corso questa mattina un presidio dei comitati per la sanità pubblica contro il pronto soccorso convenzionato. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, sono con Salvatore Licard che è uno dei componenti del Covisa, perché appunto il coordinamento. Intanto siamo qui a Monastier davanti alla sede della casa di cura e voi avete deciso di fare questo presidio perché? Abbiamo organizzato il presidio per protestare contro il pronto soccorso privato che sarà gestito dalla casa di cura Giovanni XXIII. Ecco, perché protestate? Perché pensiamo che sia un errore andare a finanziare con soldi pubblici il privato. Noi pensiamo invece che questi soldi, si parla di circa 1,5 milioni di euro, investiti sul territorio, sicuramente si potrebbe risparmiare soprattutto l'ingolfamento dei codici bianchi all'interno dei pronti soccorso. Ecco, ma il problema secondo voi è un problema di strutture o un problema di personale? E ambedue. Uno perché sempre di più la professione del rianimatore pronto soccorso c'è. Però se c'è nel privato significa che qualche cosa non quadra, perché sicuramente nel privato il professionista lavora meglio, con meno stress e soprattutto con maggiore soddisfazione e con un maggior reddito. Ecco, voi poi parlate delle case di comunità come possibilità di sviluppo in alternativa agli accessi ai pronti soccorsi, perché oltre il 62% sono tra codici bianchi e codici verdi, quindi non preoccupanti, e questi sono dati che arrivano da sole 24 ore su dati del Ministero della Salute, stiamo parlando di dati nazionali, quindi voi dite con le case di comunità una soluzione ci sarebbe. Sicuramente, almeno dal punto di vista teorico, perché dal 1° aprile del 2026 nel Veneto partono 99 case della comunità. Sono strutture sociosanitarie territoriali dove la persona è al centro del programma terapeutico e quindi se ci sono, anche qui sorge il punto di domanda, professionisti adeguati, soprattutto medici di medicina generale, infermieri, può darsi che sicuramente avremo un calo dei codici bianchi. Ecco, ma la domanda è, poi non è che poi finisca come in Lombardia che fanno le inaugurazioni delle case di comunità e poi chiudono e finiscono sui vari network proprio perché fanno il taglio dei nastri e poi non funziona niente perché manca il personale. Va ricordato, vi dico questo dato, che un infermiere ad esempio in Arabia viene pagato 5.000 euro al mese più casa, più benefit, più famiglia portata in Arabia con 2 rientri a casa per le vacanze. Quindi vuol dire che in giro per il mondo i nostri infermieri sono ambiti. Quindi bisogna assolutamente
frenare l'esodo e dei medici ospedalieri pubblici e degli infermieri. La cosa è preoccupante perché se tra 2 anni devono partire a regime le case della comunità, e se è vero, come è vero, che il decreto ministeriale 77 di riforma dell'assistenza territoriale pone un infermiere ogni 3.000 abitanti, per cui è chiaro che il dubbio c'è che queste case della comunità possono essere delle cattedrali nel deserto. Ecco, per ultimo voi oggi avete annunciato un presidio invece a Castelfranco, mercoledì se non sbaglio. Ecco, spegniamo il telefono, questo è il bello della diretta, dicevo. Voi avete già annunciato un presidio a Castelfranco per un altro tipo di problema. È un problema quasi identico, parliamo di salute mentale, dove purtroppo mancano professionisti, per cui nel distretto di Castelfranco noi avremo la decurtazione su 7 psichiatri, medici psichiatri, 3 andranno via, e quindi capirete che all'aumentare del disagio mentale degli utenti che vengono colpiti da queste patologie, in maniera inversamente proporzionale diminuisce il personale. Ecco, il presidio quando è previsto? Mercoledì prossimo davanti al comune di Castelfranco alle ore 11. A te Marta. Grazie Lucio, e noi ora da Monastiera andiamo a Marghera, dove abbiamo in collegamento il nostro Filippo Fois, perché ci sono diverse notizie ed aggiornamenti di cronaca di queste ore che ci arrivano appunto dal veneziano. Buongiorno Filippo. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Prendiamo la linea da Piazza Mercato, sono con Rubens Gebbani di Marghera oggi. Alle nostre spalle c'è la chiesa di Sant'Antonio, siamo proprio nel cuore di Marghera, che è una città fa parte del comune di Venezia, che ultimamente è stata al centro delle cronache, purtroppo non per fatti molto belli, nel senso che questa, pur essendo il cuore di questa città, che comunque ricordiamo ha quasi 30.000 abitanti, Marghera, continua a essere uno scenario di spaccio a cielo aperto. Noi vi diamo la notizia di quanto accaduto ieri. C'è stato un servizio ad alto impatto, come oggi lo si chiama, delle forze dell'ordine, vale a dire con una grossa operazione di controlli interforze che ha visto impiegati la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia locale. C'è stato l'impiego anche di un elicottero, è durata dalle 13 alle 19, sono state identificate circa 70 persone, molte delle quali con precedenti penali. Sono stati controllati anche 5 tra i locali che ci sono qui nel circondario. Gebbani, qua com'è la situazione? Proprio così grave? Beh, la situazione è grave, ma anzi è gravissima, dobbiamo dirlo, e soprattutto in questi ultimi anni, perché ricordiamo operazioni di alto impatto dal 2020 ne abbiamo viste e noi ci siamo ridotti così. Ci siamo ridotti così in centro, anche grazie all'abbandono da parte dell'amministrazione di alcuni spazi che prima portavano essenza vitale al centro di Marghera, ma d'altronde è così. Va benissimo comunque ci siano anche queste operazioni di alto impatto, anche se sono sporadiche e magari l'elicotterino lo vedi e lui magari non ti vede, ma fa sempre capire che c'è una presenza. Peccato che sia in area, perché a terra la si vede veramente poco, quasi nulla. Allarghiamo le braccia e aspettiamo nuovi eventi. C'è chi dice l'esercito qua là, ma io vado sostenendo che qui per esempio su questo spazio c'erano tre auto delle forze dell'ordine una sera, mentre proprio dall'edificio che è stato abbandonato dall'amministrazione comunale scendevano tranquillamente spacciatori e consumatori, e dietro a questa chiesa, dopo la pulizia effettuata da Veritas, doverosa dobbiamo dirlo, e abbandonata da tanto tempo, si stavano facendo, per cui non è che c'è la macchina della forza dell'ordine, 100 metri più in là succede quel che deve succedere, insomma. Allora, se
Marghera piange, Mestre non ride. Ci sono stati 2 eventi molto gravi questa settimana. Il primo è l'accoltellamento al parco Hayez della Cipresina. Il ragazzo che è stato accoltellato, che è ancora in gravi condizioni, è un giovane di origini russe. C'è un fermato, questa è la svolta delle indagini. Si tratta di un ragazzo moldavo che è risultato essere il proprietario dell'auto con cui questo terzetto che avrebbe agito poi si è allontanato. Naturalmente 2 erano le persone che sono scese al parco, un terzo era il guidatore, che è stato quello che poi è stato fermato dalle forze dell'ordine, è stato sottoposto a interrogatorio. In questo momento è indagato come atto dovuto. Comunque vedremo come si risolverà questa vicenda, anche se possiamo dire che insomma oramai gli inquirenti stanno stringendo il cerchio. L'altro fatto che, se mi consentite, forse è ancora più inquietante è quello che si è verificato in Via della Libertà. Via della Libertà è la strada che collega Venezia, una volta terminato il Ponte della Libertà, a Mestre, passando di fronte alla Fincantieri. Proprio di fronte alla Fincantieri un'automobile, siamo mercoledì sera, ha affiancato un autobus di linea che stava andando a Mirano. Da questa automobile poi è partita forse con una fionda, un pallino di ferro che ha sfondato il finestrino del conducente, colpendo il guidatore sotto l'occhio. Per questo fatto in questo momento si stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza anche del comune, perché la zona è molto videosorvegliata, per cui la macchina, da quello che sappiamo, dovrebbe essere già stata identificata. Adesso vedremo come proseguiranno le indagini anche da questo punto di vista. Rubens, voi che cosa chiedete qui a Marghera? Che cosa ci vorrebbe? Che cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbe quello che c'è scritto davanti a quello stabile che è l'ex comune di una volta, il municipio. A fianco c'è un bellissimo murales che vi invito ad andare c'è scritto partecipazione. Quella ci vorrebbe, perché i cittadini ne sanno qualcosa di più di chi professa, perché noi ci viviamo qui. La partecipazione invece è stata abbandonata perché dobbiamo accettare supinamente quello che dall'alto ci viene calato. Questa è la prima cosa. Rigenerazione urbana condivisa. È una parola magica, ma che qui sono più sordi di me, non ci sentono, proprio zero completo. Questa è la prima cosa che dovrebbe essere fatta per riportare Marghera a quello che era. Attenzione, Marghera non è mai stata una cittadina santa, però si camminava tranquillamente senza nessun problema. Oggi, soprattutto le femminucce hanno molta paura, ma anche i maschietti, Grazie a Rubens Gebbani. Direi che per ora da Marghera è tutto. Marta, la linea torna allo studio. Grazie a Filippo Fois per questo collegamento. Noi ora diamo la linea alla regia, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Continuiamo con la cronaca, con una notizia che ci arriva dalla provincia di Padova, dove è stata sventata dai carabinieri una spaccata in un negozio di elettronica a Noventa. Sorpresi ad armeggiare davanti alla porta d'ingresso di un negozio di elettronica, 3 uomini sono stati arrestati la scorsa notte dai carabinieri di Padova, intervenuti in via San Marco a Noventa Padovana. L'allarme era scattato in piena notte e la vigilanza dalle telecamere aveva notato la presenza di 3 uomini. La centrale operativa del 112 aveva mandato i militari che, arrivati sul posto, avevano subito notato i 3 cittadini romeni armeggiare davanti alla porta d'ingresso del negozio con indosso guanti antitaglio e in mano grossi cacciaviti gettati subito a terra all'arrivo dei carabinieri. Si tratta di 3 romeni di età compresa tra i 28 e i 32 anni, in Italia, senza fissa dimora. Avevano già sradicato un coperchio di ghisa di un tombino per sfondare la vetrata. Nella loro auto è stata trovata anche una cesoia e materiale per lo scasso. I 3, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati con l'accusa di tentata rapina. A Treviso, ora dopo la violenta lite, l'aggressione ad un cliente all'interno del PAM di via Zorzetto, è arrivata ieri una nota di fuoco dell'azienda della grande distribuzione che attacca frontalmente il sindaco Mario Conte. Situazione intollerabile, dice l'azienda, il sindaco si assuma la responsabilità. Sentiamo.
Ieri il vigilante si è armato a presidiare l'ingresso e l'area delle casse. Oggi la nota di fuoco del PAM dopo l'ennesima violenza avvenuta nel supermercato di via Zorzetto a Treviso. L'azienda, esprimendo solidarietà al cliente aggredito e preoccupazione per il degrado del quartiere, si scaglia senza mezzi termini contro il comune. Un degrado che mette in pericolo la sicurezza dei collaboratori, clienti e residenti. Questo non può più essere tollerato, si legge nella nota. Il PAM si rivolge quindi con un appello direttamente al sindaco affinché si assuma la responsabilità in caso di futuri e ancor più gravi atti di violenza ed ancora chiede cosa intenda fare per affrontare questa inaccettabile escalation, rimarcando l'impegno e la collaborazione con le autorità nell'investire nella sicurezza della zona limitrofa al punto vendita di via Zorzetto. Il colosso della grande distribuzione conclude la nota con una frase al vetriolo: PAM non può e non vuole accettare ulteriori compromessi, parole pesanti come macigni che non potranno non avere conseguenze nei rapporti con l'amministrazione comunale su un tema di scottante attualità come quello della sicurezza in una delle aree più calde di Treviso. È pronta la replica del sindaco di Treviso, Mario Conte, che si dice pronto a portare i vertici del PAM in prefettura proprio per discutere della questione sicurezza nell'area di Piazza Borsa. Sentiamo. Porterò i responsabili del PAM in prefettura per condividere delle strategie che possano garantire la sicurezza dei dipendenti e anche dei clienti. Dopo respingo tutta una serie di accuse che sono fatte in questo comunicato che, ripeto, mi lascia anche con l'amaro in bocca perché la collaborazione col PAM è totale e invece questo comunicato va nella direzione opposta. Il caso PAM Panorama finisce in prefettura. Della nota stampa della catena di supermercati sono state emesse al corrente immediatamente anche le forze dell'ordine e sarà proprio davanti a prefetto e questore che la situazione del quadrante Piazza Borsa sarà discussa, lo promette il primo cittadino. Mario Conte non ci sta ad essere ritenuto responsabile della situazione né a sentir parlare di degrado, ma non gioca nemmeno in difesa. Io ho letto tutta una serie di dichiarazioni deliranti e farneticanti. Un comunicato scritto, secondo Mario Conte, solo per fare polemica. A fronte di una preoccupazione che è comune, chiarisce e respingo le accuse. Stiamo investendo sulla sicurezza quanto il PAM. Quel comunicato forse è stato scritto da qualcuno che non conosce la realtà cittadina, è distante dalla realtà, però evidenzia una preoccupazione che io rispetto e voglio accompagnare verso la soluzione, però coinvolgendo le persone che sono responsabili della sicurezza. L'opposizione intanto incalza. L'episodio di violenza al supermercato è solo l'ultimo di una lunga serie di fatti gravi, apici di un dilagante fenomeno di disagio sociale, direi civico. Dice Carlotta Bazza, bisogna agire. Bisogna pensare a una riqualificazione totale della piazza di via Zorzetto e dei giardinetti di Sant'Andrea. I residenti, ma non solo, anche le lavoratrici, i lavoratori e i passanti stanno vivendo una situazione di paura. Una gara tra architetti di paesaggio trevigiani per la riqualificazione dei giardinetti di Sant'Andrea, stile Madrid, oppure eventi infrasettimanali in piazza. La Filcams CGIL, vicina ai lavoratori, intanto chiede un incontro al sindaco. Mi auguro vivamente che il sindaco risponda quanto prima e che ci sia questo incontro. Il processo per la morte di Davide Rebellin, ora il camionista tedesco che, lo ricorderete, travolse e uccise il campione di ciclismo, sono stati concessi i domiciliari a casa di amici nel Trevigiano. Arresti domiciliari a Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che il 30 novembre del 2022 travolse e uccise il campione veneto di ciclismo Davide Rebellin. La decisione dei giudici del Tribunale di Vicenza viene notificata oggi e arriva dopo che lunedì scorso, in occasione della prima udienza del processo, i legali di Wolfgang Rieke avevano rinnovato l'istanza di patteggiamento. Abbiamo chiesto un patteggiamento a 3 anni e 11 mesi con la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare. Allo stesso tempo abbiamo richiesto anche nel frattempo che i giudici decideranno una revoca, o meglio una sostituzione della misura cautelare attualmente in atto, che è quella della detenzione in carcere, con gli arresti domiciliari. La procura ha dato il suo assenso al patteggiamento a 3 anni e 11 mesi per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Wolfgang Rieke uscirà dunque dal carcere di
Vicenza, dove è rinchiuso dal 25 agosto del 2023 con il braccialetto elettronico e rimarrà in Italia ospitato da amici in un appartamento del Trevigiano. L'11 marzo sarà invece sciolta la riserva sul patteggiamento da parte del Tribunale di Vicenza. Ancora a Padova, ora gli investigatori sono convinti che l'uomo ripescato senza vita nel Brenta sia morto annegato, è successo nei giorni scorsi, lo ricorderete, si attendono intanto i risultati ufficiali dell'autopsia. È stata effettuata nelle scorse ore l'autopsia sul corpo dell'uomo ripescato nel fiume Brenta, a Noventa Padovana. A poca distanza i poliziotti avevano visto cadere in acqua una persona che stavano inseguendo, sospettato di aver compiuto con un complice un furto di gasolio lungo l'autostrada A4 ai danni di uno dei mezzi pesanti parcheggiati per la notte. Secondo la ricostruzione, uno dei due si sarebbe dato alla fuga ed è tuttora ricercato, mentre l'altro è scivolato in acqua. Identificato è un cittadino romeno di 37 anni. Da un primo esame non ci sarebbero segni di violenza sul corpo e dai primi risultati dell'autopsia gli investigatori sono convinti che sia morto per annegamento, anche se mancano le conferme ufficiali che arriveranno quando saranno più dettagliati i risultati dell'autopsia. A ritrovare il corpo i vigili del fuoco, che hanno utilizzato anche un elicottero per le ricerche. L'uomo sarebbe arrivato in zona con un motorino che è stato sequestrato. Addosso aveva dei documenti ed era residente a Padova. Smentita la notizia dell'arresto del complice, che dunque è ancora in fuga. Apriamo ora la pagina politica perché ci chiede la linea da Bassano del Grappa la collega Vanessa Banzato per aggiornarci su una conferenza stampa che si è appena conclusa e che di fatto insomma apre la corsa, la lunga corsa per le elezioni amministrative in città. Te Vanessa, buongiorno. Dove, come? Buongiorno a te Marta e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Mi trovo assieme ad Angelo Vernilo, il consigliere di Bassano Passione Comune, perché si è appena conclusa una conferenza stampa in cui tutti i gruppi di minoranza, tutta l'opposizione compatta si è ritrovata per presentare le prossime 5 interrogazioni che verranno portate nel Consiglio Comunale di Bassano. Tra l'altro il 29 febbraio è fissata la data della seduta consiliare, ma è stato sottolineato si tratta del primo Consiglio Comunale del 2024. È un po' tardi. Sì, buongiorno a tutti. Siamo stati fortunati che questo è un anno bisestile, perché altrimenti saremmo andati a marzo. Ecco, non è prassi per Bassano arrivare così in là col tempo. Evidentemente questa è la fotografia di un'amministrazione che è ingessata, è in grandissima difficoltà, non ha temi, non ha soluzioni, non ha proposte da discutere e quindi procrastina sempre questi consigli comunali. Consiglio Comunale, portate queste 5 interrogazioni che riguardano diversi ambiti della comunità, ma hanno un filo conduttore, ovvero l'assenza di dialogo da parte dell'amministrazione intera nei confronti della cittadinanza. Sì, assolutamente. Il filo conduttore di tutte queste interrogazioni è il fatto che c'è un'amministrazione che non ascolta, un'amministrazione che non dialoga con i cittadini, ma come ha sempre fatto purtroppo in questi 5 anni. E quindi noi andiamo a chiedere delle delucidazioni, dei chiarimenti, delle spiegazioni su alcune situazioni specifiche e concrete sulle quali non ci sono state date risposte. Ecco, voi vi focalizzerete, dicevamo, su diversi ambiti. La cosa importante è che però voi, nonostante ormai il voto sia vicino, perché giugno ormai è alle porte, avete voluto trovarvi uniti, compatti come gruppi d'opposizione. Certo, mentre la maggioranza litiga in maniera furiosa e furibonda sulle poltrone, sulle careghe, su chi candidano, su chi no, decidono a Roma, decidono a Venezia, ecco, qui noi parliamo di Bassano e su Bassano le minoranze si sono sempre trovate insieme, si trovano sempre insieme su una visione della città, seppur nelle differenze, ma su una visione della città che deve saper dialogare, parlare con i cittadini. Un grande tema è quello del Genius Center, ex polo museale Santa Chiara, oggi addirittura rientrato nell'ambito di un possibile teatro cittadino, però voi vi chiedete risposte chiare. Ma sì, certo, non siamo stati noi a presentare in pompa magna alla città, senza nessun tipo di progetto e di percorso partecipato, un intervento da 25 milioni di euro a debito, che noi abbiamo contestato fin da subito, abbiamo sollevato dei problemi e qualcuno diceva, ma non era la persona che passava per la strada, era il sindaco che diceva entro il 31 di dicembre del 2023 ci sarebbe stata la posa della prima pietra. Siamo a marzo, per fortuna diciamo non c'è stata la posa di nessuna prima pietra, però non c'è neanche la soluzione di questo problema annoso ed è l'ennesimo
dichiarazione fatta da questa amministrazione che poi non si è concretizzata in nulla. Ultima battuta, poi chiudiamo. Di cosa ha bisogno la città di Bassano del Grappa? La città di Bassano del Grappa ha bisogno di un'amministrazione che voglia parlare, dialogare con i cittadini, che voglia ascoltare, che voglia progettare il futuro. Non ha bisogno di un'amministrazione che rimane chiusa negli uffici, che abbia già le soluzioni e non ascolti nessuno e che parli solo con alcune parti della città, magari quelle più economicamente forti. Invece noi abbiamo bisogno di una città che si prenda cura di tutti, specialmente degli ultimi e delle persone più in difficoltà. Bene, Marta, da Bassano del Grappa è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. Noi proseguiamo con la cronaca. Un'altra vicenda che arriva da Padova fa scattare l'allarme del braccialetto elettronico avvicinandosi a casa della ex che lo aveva denunciato in carcere. Finisce un 48enne. La notte di San Valentino è evaso dagli arresti domiciliari per andare dalla ex compagna della figlia minore che lo avevano denunciato in passato per atti persecutori. Un 48enne di Sant'Elena è stato così arrestato dai carabinieri di Solesino. L'uomo si trovava ai domiciliari con l'obbligo di braccialetto elettronico dopo l'arresto in flagranza di ferita previsto dall'aggiornamento del codice rosso per aver tagliato le gomme dell'auto dell'attuale compagno della sua ex. Il 48enne è accusato di atti persecutori e minacce rivolte non solo alla sua ex compagna ma anche alla figlia minorenne a cui aveva mandato messaggi minatori ed insulti. L'uomo ha fatto scattare l'allarme del braccialetto elettronico allontanandosi dalla sua abitazione in piena notte lo scorso 14 febbraio. I carabinieri di Solesino lo hanno rintracciato sulla statale provinciale di Sant'Elena a piedi in direzione dell'abitazione della ex e della figlia e così è stato disposto l'aggravamento della misura cautelare ed è stato portato in carcere. Non svuotano il bidone del secco da 6 anni. Ecovandali stangati, 2 famiglie smaltivano rifiuti abbandonandoli vicino all'ecocentro di Carbonera nel Trevigiano. Non svuotavano i bidoni del secco per lunghissimi periodi, in un caso addirittura 6 anni. Eccoli immortalati dalle telecamere mentre scaricano abusivamente sacchi di rifiuti nei pressi dell'ecocentro. Sono stati individuati gli ecovandali di Carbonera che da tempo abbandonavano le immondizie in via Tommaso Salsa. Attraverso un'indagine congiunta della Vigilanza Ambientale del Consorzio Priula e della Polizia Locale di Carbonera si è arrivati ad identificare gli autori degli abbandoni. Si tratta di 2 famiglie, una di 5 persone, l'altra di un solo componente, domiciliate entrambe nei pressi dell'ecocentro. Pur essendo in possesso dei bidoni per la raccolta differenziata, le famiglie li utilizzavano sporadicamente. In un caso il contenitore per il rifiuto secco non risultava svuotato da ben 6 anni. Ora, oltre al pagamento della tariffa, dovranno anche sostenere i costi di pulizia e ripristino delle aree dove avevano abbandonato i rifiuti. Una zona, tra l'altro, da tempo oggetto di accertamenti per prevenire situazioni di degrado e che nel tempo ha permesso di individuare i responsabili di altri illeciti e derogare sanzioni sia ad attività commerciali che non smaltivano correttamente i rifiuti, sia a privati responsabili di abbandoni. Restiamo nella Marca, ora andiamo a Castelfranco con le richieste della FIAB, la Federazione Amici della Bicicletta, all'amministrazione comunale. Sentiamo. Nel 2022, fine 2022, sono stati approvati 100.000 euro in bilancio per la manutenzione delle ciclabili nel territorio comunale di Castelfranco e nel 2023 non abbiamo visto spendere questi soldi da parte del Comune e chiediamo dove sono. È questa la domanda che la sezione castellana della Federazione Italiana Amanti della Bicicletta fa da tempo al sindaco Marcon, senza però al momento ottenere risposta, che invece servirebbe quanto prima, almeno stando a quanto segnalano diverse associazioni del territorio che oggi si sono ritrovate nel centro culturale di Campigo. Una scelta non casuale, visto che qui la viabilità per chi pedala risulta, secondo i cittadini, oltre che stravolta, decisamente poco sicura. Perché il cantiere del sottopasso ha chiuso tutte le strade preferite da ciclisti e pedoni per raggiungere da Campigo o Resana il centro di Castelfranco. Cantiere per eliminare uno dei tanti passaggi a livello e collegare la zona sud con la stazione ferroviaria per un sottopasso già predisposto anche per i ciclisti, non così per le strade relative. Non c'è nessuna previsione, nessun progetto che colleghi questo sottopasso fatto dalle ferrovie con l'attuale pista ciclabile che viene a Campigo e con il resto delle strade che vanno verso Castelfranco. Quindi il problema è proprio questo, cioè si arriverà alla fine dei lavori dell'RFI senza sapere cosa fare. In ballo, sottolineano le associazioni, c'è la sicurezza sulle strade. La prevenzione proprio non è insita nella testa dei nostri amministratori, questo è
e purtroppo non ci sono alternative, non vengono prese in considerazione nemmeno per esempio l'importanza di mezzi pubblici che non ci sono appunto in alternativa, per cui appunto uno deve fidarsi e prendere anche la bicicletta, ma a suo rischio e pericolo. Poi se pensiamo che la scorsa settimana e in questo momento Castelfranco è una delle città più inquinate del Veneto se non d'Europa, dovrebbe essere un'urgenza permettere alle persone di lasciare a casa la macchina e muoversi a piedi o in bicicletta. Questa sì che è un'urgenza, più che mangiare e bere. E che a Castelfranco siano seriamente preoccupati lo ricorda questo albero piantato lungo via Sile di notte dallo stesso Mason, per poi essere tagliato per dare visibilità a questo cartello stradale. Se uno toglie un albero per piantare un albero di ferro, lascio a voi la risposta, non la voglio dare io. Vandali prendono a sassate la sede della CGIL a San Donà di Piave, atto vandalico inquietante, dice il senatore e segretario regionale del PD Andrea Martella, che ha presentato un'interrogazione urgente al ministro dell'Interno. Fortunatamente nessun utente, nessun cittadino e nessuno dei dipendenti della CGIL si è fatto male questa mattina, quando un atto vandalico, 2 sassi hanno colpito la vetrata della Camera del Lavoro. Un sasso ha colpito e frantumato una vetrata dell'edificio che ospita le sedi delle categorie di lavoratori e pensionati CAF e Patronato Inca in piazza 4 novembre a San Donà di Piave. Un atto di vandalismo senza senso, ha precisato il segretario generale della CGIL di Venezia Daniele Giordano, sottolineando la gravità dell'atto e la sua inaccettabilità. Non possiamo che giudicarlo come un atto intimidatorio nei nostri confronti, nei confronti della CGIL, che è un presidio di democrazia e di difesa dei valori costituzionali nel nostro territorio. Indagherà la magistratura, le forze dell'ordine e speriamo presto individuino i responsabili di questo atto. Le autorità locali sono state allertate sull'episodio e si stanno adoperando per identificare i responsabili di questo gesto. La solidarietà e il sostegno alla CGIL da parte della comunità e di alcuni sindacati come la CISL sono stati manifestati in numerosi messaggi di condanna e di incoraggiamento a perseverare nel cammino della difesa dei diritti dei lavoratori. Noi ovviamente non ci facciamo intimidire, non si fanno intimidire i lavoratori, le delegati e delegati, le persone che rappresentano la CGIL di fronte a chi pensa con la violenza e con atti come questi di zittirci. Nel Vicentino ora furto con spaccata in un negozio di computer di Torri di Quartesolo, bottino di circa 100.000 euro. Sul fatto indagano i carabinieri. Torri di Quartesolo è ancora a caccia alla banda di malviventi che ha messo a segno un furto al negozio rivenditore di prodotti Apple in via Pola. 100.000 euro il valore del bottino fruttato ai ladri che sono riusciti ad introdursi nell'esercizio commerciale attraverso un accesso secondario. Un piano studiato con cura messo in atto giovedì dopo le 4 di notte. I criminali hanno razziato in pochi minuti un centinaio tra computer e cellulari nuovi, nonostante fosse scattato l'allarme. L'ingresso principale, difeso da inferriate e vetrate blindate, è stato aggirato. I carabinieri, pur intervenuti in pochi minuti, non sono riusciti a sorprendere i banditi. Non è il primo furto subito dal negozio, che già nel 2020 aveva visto l'irruzione rapidissima dei criminali nel pomeriggio. In quella occasione si erano accontentati di alcuni cellulari in esposizione del valore di 8.000 euro. Racket della prostituzione e del commercio illegale di armi. È stata sgominata dalla Procura di Verona una banda che operava in tutto il nord Italia. Lo sfruttamento della prostituzione avveniva anche a Vicenza e Padova. Sfruttava le prostitute anche in alcuni appartamenti di Vicenza e Padova. La banda fermata da un'operazione congiunta della Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Verona. 8 italiani residenti nella provincia scaligera sono stati oggetto dell'ordinanza di misure cautelari disposta dal GIP a seguito di 2 filoni di indagine paralleli promosse dalla Procura di Verona. 6 persone sono finite direttamente in carcere, 2 invece ai domiciliari dopo il blitz scattato simultaneamente ieri mattina all'alba. Tutti accusati di associazione a delinquere, violenza sessuale aggravata, truffa, ricettazione e detenzione d'armi. La banda avrebbe operato nel nord Italia anche in altre province tra l'estate del 2021 e la primavera dello scorso anno. Diversificate le attività criminali della banda, i finanzieri nel 2022 avevano avviato le indagini dopo un'operazione antidroga che aveva portato al rinvenimento di un traffico illecito d'armi. La Polizia di Stato invece è giunta a identificare gli stessi criminali attraverso un'indagine contro lo sfruttamento della prostituzione
prostituzione e la raccolta delle denunce delle donne sfruttate. Gli introiti incassati formalmente dalle stesse vittime attraverso carte prepagate a loro nome erano poi gestiti dai criminali. Una relazione sentimentale online nasconde invece una truffa e dietro una donna si nascondevano 3 nigeriani. Schio, storia passionale, ma di questi tempi il cuore alle volte viaggia sul web. Quella che finisce agli onori della cronaca è una tenera amicizia stretta sui social con una donna che col tempo si trasforma in una relazione virtuale. La signora racconta di vivere all'estero, prospetta all'uomo di essere pronta a raggiungerlo in Italia, ma gli chiede un aiuto economico per sostenere il viaggio. Servono circa 10.000 euro. Ottenuto il denaro, però, la donna scompare. L'uomo, un vicentino, si accorge di essere stato vittima di una truffa e denuncia i carabinieri. Gli investigatori si attivano e scoprono che la donna non esiste, perché in realtà si tratta di 3 nigeriani che vivono in Italia. Identificati, sono stati denunciati per truffa in concorso, ma i carabinieri di Schio lanciano un monito a tutti: attenzione, diffidate dai rapporti virtuali, perché sono diverse le cosiddette truffe romantiche, pertanto mai assecondare richieste di invio di denaro. Ed ancora cronaca dal Vicentino con i controlli da parte dei carabinieri all'interno di un'azienda tessile, scoperti 2 lavoratori irregolari, l'azienda è stata chiusa. Sentiamo. Lavoratori in nero, magagne con la sicurezza e carenze amministrative. È questo il risultato di un blitz messo a segno dai carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa e dal nucleo ispettorato del lavoro di Vicenza in un laboratorio tessile di Mussolente. I militari si sono presentati nello stabilimento trovando 14 operai al lavoro, tutti cinesi regolarmente residenti in Italia. Ma 2 di loro erano in nero, dato che mancava la comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo. I carabinieri hanno poi scoperto che c'erano grosse lacune nel rispetto delle norme di sicurezza. Per questo motivo è stata denunciata la titolare dell'azienda, una cittadina cinese di 55 anni, che dovrà provvedere anche alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sul tema della sicurezza. Alla donna è stata appioppata quindi una multa di 10.000 euro per le carenze amministrative e l'attività è stata sospesa a causa della presenza di personale in nero. Per riaprire, la titolare dovrà sborsare altri 13.000 euro. Valdastico, divisa sul medico di base. Dal 1° marzo il posto è stato assegnato ad un dottore non gradito alla comunità, sostiene il sindaco Claudio Sartori, che ha promosso una petizione. Io sono fortemente stupito dalla scelta dell'azienda sanitaria che, dopo non aver più rinnovato l'incarico a questo medico nel dicembre del 2022, ci troviamo oggi con un comunicato stampa che ci dice che dal 1° di marzo sarà nuovamente il medico di Valdastico. Io credo che questa sia una scelta che l'azienda sanitaria deve assolutamente rivedere ed eventualmente destinarlo ad altre sedi, ma proprio non a Valdastico. Io sto portando avanti una raccolta di firme che la mia cittadinanza mi chiede. Lui ha 25 firme, io come ho promesso ne porterò 500. La battaglia del sindaco di Valdastico che si propone di consegnare ai dirigenti dell'UL7 una petizione di almeno 500 firme per evitare il ritorno del medico israeliano Jamal Basal nel suo ambulatorio. Il contratto del medico di base era scaduto la scorsa primavera. Dopo una breve sostituzione, l'US intende assegnare nuovamente il posto al dottor Basal perché risulta il primo in graduatoria tra i candidati prescelti. Mi sono laureato a Padova, sono in Italia da 35 anni e da 5 anni lavoro con l'ULSS Pedemontana numero 7, sempre mi sono trovato bene. E ho 5 master di secondo livello dell'Università di Padova. Eppure, secondo il sindaco, alcuni comportamenti del medico non sono stati apprezzati da tanti concittadini, soprattutto donne. Per questo ha deciso di adottare una linea dura nel caso di un eventuale ritorno del dottor Basal, non solo cambiando le serrature dell'ambulatorio. Ho messo in piedi un servizio che prevede per le persone che non hanno la possibilità di raggiungere il distretto sanitario di Arsiero attraverso mezzi del comune, e quindi la soluzione, se non ci sono medici, noi l'abbiamo già trovata e siamo disponibili anche per un periodo a stare senza medico
piuttosto che questo signore sia designato nella nostra comunità. Ha citato il Bosto, del 1 marzo ricomincio. Se il sindaco non dà il chiave alle convenzioni, io apro un ambulatorio per conto mio. E io non ho niente, non sono dipendente né del comune né del sindaco, io sono dipendente delle convenzioni. Sono a alta professionalità, sono israeliano, sono cristiano, non come ha detto lui che sono musulmano, sono come egiziano, non visitavo le donne, tutto questo. Che ha detto che non visitavo le donne quando la sua moglie stessa è mia paziente e lui stesso è mio paziente da 4 anni. Io ho messo 5.000 euro per sistemare questo ambulatorio da tasca mia. La morte di Stefano Geller, ora una scomparsa che ha profondamente scosso la comunità di Cassola e chiunque lo avesse affiancato nella sua battaglia per il suicidio assistito. Si terranno lunedì prossimo, il 26 febbraio alle 10 nella chiesa di San Giuseppe di Cassola, dove viveva, i funerali di Stefano Geller, il 51enne balzato agli onori della cronaca nazionale per la sua battaglia per il fine vita. Afflitto da una gravissima forma di distrofia muscolare, patologia incurabile degenerativa, Geller da anni lottava per vedere diventare legge un diritto inconfutabile, portato avanti con dignità, forza e coraggio. Dopo aver ottenuto l'ok dall'azienda sanitaria per il suicidio assistito, il 16 novembre scorso fu udito in 5ª Commissione regionale sanità per far sì che il Veneto, la sua regione, fosse la prima d'Italia ad attuare questa normativa. Così non accadde, ma il 51enne non si arrese, anzi affrontò anche i numerosi attacchi da alcuni esponenti politici che gli diedero ancor più forza. Questi attacchi anche personali mi fanno capire che siamo nella direzione giusta. Il suo esempio sarà uno sprone per chi credeva in questa battaglia. Questo passaggio sarà di stimolo per molti affinché chi deve, la regione ma anche il governo soprattutto, fare questa legge tanto richiesta venga finalmente fatta. È veramente uno scandalo che non sia stata fatta. Un uomo che ha dato anima e corpo per i diritti delle persone malate con disabilità, come ricorda il coordinatore della cellula Vicenza Padova dell'associazione Coscioni, Diego Silvestri, che sottolinea il senso della grandezza del lavoro portato avanti da Geller, una battaglia politica sì, ma nel senso più alto e puro del termine. Il massimo della politica è fare per altri, fare per i nostri fratelli. E Stefano ci insegna una cosa molto importante: lui ha fatto delle cose non per se stesso, e questo va ricordato, lo ricorderemo in vita, perché credo che sia la cosa più profonda della politica, cioè l'ha fatto per altri. Saluto, ora vedo che si è collegato il nostro ospite, padre Oliviero Svanera, custode del convento di San Francesco di Treviso. Buongiorno padre Svanera. Ecco, per parlare di 4 interessanti appuntamenti che ci saranno appunto presso il convento di San Francesco in occasione della Quaresima. Ne parliamo tra pochissimo, vediamo prima qualche istante di pubblicità, poi arriviamo da lei. Padre, buona giornata. A tra poco, restate con noi. Eccoci, siamo nuovamente in diretta. Benvenuto ancora padre Oliviero Svanera, custode del convento di San Francesco di Treviso. Buona giornata, benvenuto. Pace e bene a tutti. Ecco, allora, meditazione e musica in San Francesco. È iniziata la Quaresima e avete organizzato appunto nel convento di San Francesco 4 eventi. Si partirà venerdì 1 marzo alle 20:45, 4 serate per prepararci alla Pasqua attraverso la meditazione, attraverso anche la musica. Perché, padre, questi eventi? Beh, innanzitutto diciamo che lo spunto viene da un'attenzione all'arte, anche alla bellezza, potremmo dire correlata. La chiesa di San Francesco è una chiesa molto amata dai trevigiani, una chiesa tutti riconoscono bella,
E la cosa anche curiosa, e questa sarà anche l'occasione per scoprirlo, è che nel corso degli anni in cui purtroppo, come sappiamo, insomma, Treviso, come altre città, fu spogliata, impoverita per l'arrivo di Napoleone e tutte le conseguenze del caso, molti dei beni presenti a San Francesco furono dati via, alcuni di questi beni sono delle tele che sono finite all'Accademia di Venezia, e noi avremo modo di riproporle con una riflessione che farà il professore Eugenio Manzato, che tutti un po' conoscono a Treviso perché è stato anche direttore dei musei civici cittadini, e quindi ci sarà una proposta ogni sera, ognuna di queste sere, di alcune tele che sono ora alla Venezia, e a seguire una riflessione. Quindi il riferimento è alla scoperta, come vedete anche dalla locandina, di opere di Vittore Carpaccio, di Giovanni Mansueti, di Vivarini, e anche di un affresco che è in chiesa di Dario da Treviso, occasione di una riflessione interessante a partire da un'opera d'arte e a seguire una meditazione con intervalli musicali di vario tipo, insomma. Ecco, una meditazione sull'amore, no? Perché poi il tema di tutte queste opere è appunto quello dell'amore. C'è l'amore coniugale familiare, quello ferito e redento, l'amore stigmatizzato e lieto, l'amore crocifisso e risorto. Sì, l'ispirazione viene da queste tele che appunto hanno dei soggetti che hanno ispirato questi temi. La prima tela appunto richiama l'abbraccio di Gioacchino e Anna, e quindi l'idea è stata proprio quella di immaginare l'amore coniugale, che è venuto naturale, piuttosto che la tela di Mansueti, che presenta alcuni santi segnati, pensiamo appunto a San Rocco piuttosto che a San Sebastiano, segnati da prove, da martirio o da situazioni che richiamano proprio le ferite, e quindi a seguire in un verso o nell'altro ci sarà poi una testimonianza, una riflessione che si ispirerà a questi temi. L'amore stigmatizzato fa riferimento alle stimmate di San Francesco, altro santo presente in queste tele. In genere mostra, quando viene dipinto, mostra le stimmate, e quest'anno ricordo che siamo a 800 anni dall'evento alla Verna delle stimmate di San Francesco, e quindi un richiamo a questo evento, anche molto presenti in alcuni affreschi nella nostra chiesa. L'ultimo appuntamento, riferito proprio ormai a ridosso della Settimana Santa, all'affresco della Crocifissione di Dario da Treviso, e quindi la riflessione sarà incentrata sull'amore del Signore, che dona tutto se stesso a noi fino a morire, e però a dire che l'amore sempre risorge. Ecco, non manca anche il momento musicale, perché ognuno di questi eventi sarà anche allietato, no? Da un intramezzo musicale che assieme all'arte e alla meditazione appunto arricchisce anche lo spirito di tutti coloro che saranno presenti, che vorranno essere presenti a queste serate. Certo, la proposta è... credo che abbia una sua anche originalità, nel senso che offre assieme alle parole anche che già postulano, esigono l'ascolto, un ascolto anche più silenzioso, dettato. Ci sarà un quartetto musicale piuttosto che pagine d'organo, che quindi il tutto in un'ora permetterà a chi viene di cogliere, ecco, il senso di una meditazione, del silenzio, del raccoglimento, attraverso un veicolo che è la bellezza dell'arte, in questo caso quella pittorica e musicale, e quindi di poter entrare in una dimensione che nel contesto di una chiesa che già permette, offre questa opportunità di raccoglimento, ci darà l'occasione, in un tempo fatto di corsa, fatto di velocità, fatto di tempi sempre piuttosto fast, sempre piuttosto rapidi, un momento
sereno, in cui si rientra in se stessi e con il supporto di musica e di riflessione e di arte ci permette forse di elevarci al di là di quelle che sono un po' a volte le nostre occupazioni e preoccupazioni, per uno sguardo verso la speranza, verso il senso della vita. Questo è il senso anche di queste serate di spiritualità. Certo, chiesa di San Francesco, ne accennava lei poco fa, che è una chiesa sicuramente molto, molto amata e molto apprezzata dai trevigiani e non solo, e che è stata oggetto di un recente lavoro di riqualificazione. Stiamo vedendo infatti le immagini di quando c'è stata appunto l'inaugurazione a dicembre con il Vescovo di questi nuovi spazi dedicati alla confessione. Che riscontro state avendo, padre Svanera? San Francesco è uno dei luoghi della città, anche secondo la nostra tradizione francescana, è uno dei luoghi dove abitualmente c'è la possibilità di trovare sempre un confessore. Quando apre la chiesa, contemporaneamente si apre anche lo spazio per la Cappella della Riconciliazione e quindi per l'incontro con la misericordia e il perdono. E noi abbiamo iniziato proprio a ridosso di Natale, sappiamo, veniamo da tempi legati al Covid, ai distanziamenti eccetera, quindi anche la partecipazione liturgica ne ha sofferto. Questo del sacramento della riconciliazione è anche un sacramento a volte difficile da poter accogliere anche diciamo così, da parte dei fedeli, ma credo che gli spazi che abbiamo destinato a questo sacramento, sempre nell'ottica della bellezza, offrono la possibilità di cogliere proprio l'incontro con il Signore, che allarga il cuore, che desidera proprio manifestare in pienezza ciò che siamo, ciascuno di noi, il tesoro che siamo, al di là dei nostri peccati o dei nostri limiti. Vedo anche adesso qui nelle immagini che state proponendo la serata che abbiamo proposto nella festa di San Francesco, anche con Massimo Cacciari, a dire proprio come San Francesco e il tema del perdono sono temi trasversali che raggiungono il cuore delle persone, e a San Francesco, forse anche attraverso queste iniziative, anche attraverso un rinnovato spazio liturgico, c'è la possibilità di aprire il cuore alla ricerca, di sentirsi tutti nel desiderio di incontrare il Signore, e non c'è niente di più bello che incontrarlo nella nostra fragilità, sapendo che il Signore l'accoglie e la porta oltre verso la bellezza di che siamo ciascuno di noi. Certo, per quanto riguarda questo nuovo spazio, diciamo, restaurato di recente, che ora si offre ai fedeli a San Francesco, c'è anche un video molto bello che lei ci ha inviato in queste ore. Vorrei che lo vedessimo insieme. La nuova Cappella della Riconciliazione nella chiesa di San Francesco a Treviso è il coronamento di un percorso di quasi 2 anni di lavoro per generare un nuovo spazio all'interno di una delle chiese più importanti della città di Treviso. Questo luogo, nella sua dimensione estetica, anche attraverso proprio il lavoro fatto dalla progettazione, dagli architetti e dalla ristrutturazione anche dell'ambiente e dalla riqualificazione della cappella stessa, vuole esprimere questo desiderio della gioia dell'incontro con il Signore e con il suo perdono. Ecco, padre Svanera, delle immagini molto, molto belle che rendono anche quello che è il senso di questa cappella. Sì, è stato anche un tentativo impegnativo, perché sappiamo che la chiesa di San Francesco è un gioiello anche del XIII secolo, quindi insomma inserire uno spazio nuovo è stata una bella sfida anche per lo studio SBRIS, che ha curato l'architettura, e con la diocesi, con Don Paolo, e quindi con tutti coloro che hanno stati coinvolti in un progetto interessante che credo che abbia rispettato
natura di questo luogo e contemporaneamente abbia dato quel tocco di modernità che comunque è significativo e credo che permetta a tutti, ecco, di cogliere come è possibile a volte un connubio anche con l'arte contemporanea, con l'architettura contemporanea, con i nostri artigiani che si ripropongono oggi e che, ecco, forse a volte non sempre riusciamo a far brillare con l'estetica adeguata, insomma, perché conosciamo a volte purtroppo come certe chiese, certi spazi non invoglino ad una dimensione di preghiera, come mi pare invece che anche questo luogo della riconciliazione potrà aiutare in questa direzione. Ecco, padre Svanera, per concludere ritorniamo a quelli che sono appunto questi eventi di meditazione e musica che voi avete organizzato, ma volevo farle un'ultima velocissima domanda. Lei accennava prima a questa vita, questa nostra vita sempre di corsa, no? Sempre nella fretta, e all'importanza anche di prendersi questi momenti nei quali fermarsi un attimo, riflettere, meditare, pregare, naturalmente per chi ha la fede. Che riscontri state avendo in quest'ultimo periodo? Ricordo che ci vedemmo subito dopo la fase più critica della pandemia e insomma c'erano dei dati abbastanza significativi, no, in quel momento. Ora com'è? Ma io, sì, magari il mio è un osservatorio anche un po' particolare perché la chiesa di San Francesco è frequentata, diciamo, da fedeli che vanno al di là della città di Treviso, anche del circondario. Io così la sensazione ce la siamo scambiata anche tra frati, guardando alle feste di Natale, guardando all'attenzione data alla presenza al presepio, alle liturgie, proprio anche alla confessione. Cioè, noi frati eravamo abituati, così raccontano, perché io sono qui da poco più di 2 anni, raccontano delle grandi file che c'erano per la confessione. E però, ecco, senza le grandi file, però questa ripresa lenta, ma anche significativa della frequenza, e io credo più che altro proprio del desiderio. Questa chiesa, se uno viene, scopre che è sempre frequentata da persone che sono in preghiera e che quindi trovano e dimostrano che nell'animo umano, in un modo o nell'altro, alberga il desiderio di infinito, e questo si può esprimere in tanti modi. Sta a noi, ecco, attraverso l'arte, attraverso la musica, attraverso liturgie, attraverso proposte, poter far sì che questo desiderio non venga mortificato, perché poi alla fine vuol dire appiattirsi solo su una dimensione, ecco, un po' del quotidiano, non necessariamente materialista, ma a volte segnata dall'apparenza, segnata da dimensioni un po' che non esaltano, ecco, anzi volgarizzano a volte lo spirito umano. E il desiderio anche delle nostre proposte è che questa Chiesa mantenga una sua tradizione in una direzione che esalti invece questo bisogno che abbiamo dentro di elevarci anche nello spirito, oltre che nella vita, nelle sue qualità in generale, insomma, ecco. Certo. Lo spirito umano, l'anima dell'uomo va un pochettino coltivata. Senz'altro. Padre Svanera, io la ringrazio davvero per essere stato con noi quest'oggi. Ricordiamo venerdì 1 marzo alle 20:45 il primo di questi 4 eventi alla chiesa di San Francesco di Treviso. Grazie ancora, una buona giornata. Pace e bene a tutti. Grazie. Restiamo per così dire in tema, noi ora con un servizio preparato dalla nostra redazione di Venezia relativamente ai preparativi per la visita del Papa prevista per il prossimo 28 di aprile. In attesa che vengano resi noti ufficialmente i dettagli della visita a Venezia di Papa Francesco in laguna domenica 28 aprile, in città si lavora già dal giorno dell'annuncio per farsi trovare pronti. La celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre dovrebbe essere nel pomeriggio e, se la location verrà confermata, i lavori di cantiere di Piazza San Marco saranno sospesi dal 20 aprile, e cioè 8 giorni prima dell'arrivo del Papa, come conferma l'assessore comunale ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto.
La visita del Santo Padre a Venezia ci ha messo subito nelle condizioni di fare il punto della situazione su quella che è la tempistica dei lavori che interessano la piazza San Marco, sulla base anche di quella che è stata in questi giorni un'emergenza architettonica che ha intercettato attraverso degli scavi dei resti importanti per la piazza stessa. Non abbiamo problemi a organizzarsi affinché il nostro cronoprogramma possa subire una modifica e che sia possibile per il 20 di aprile interrompere i lavori. Domenica 28 aprile in mattinata ci dovrebbe essere invece la visita del Pontefice al carcere femminile della Giudecca, dove verrà allestito anche il padiglione della Santa Sede presente alla 60ª esposizione internazionale della Biennale d'Arte diretta da Adriano Pedrosa. Nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo in città della prefettura della Santa Sede e sempre su San Marco l'attenzione è massima. Di spostare quello che è il cantiere mobile che oggi è presente nella piazza affinché ci sia il tempo necessario per installare il palco che serve appunto per la messa del Pontefice e che possano essere posizionate le varie sedute previste per la messa nella piazza stessa. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo per le prossime ore. Vi ricordo poi l'appuntamento con il grande cinema di Antenna 3 subito dopo il TG, quest'oggi andrà in onda un thriller di Alfred Hitchcock, L'uomo che sapeva troppo. È tutto, buona giornata, il meteo. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Scenario decisamente movimentato. Sabato 24 febbraio, tempo ancora spiccatamente instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto condizioni di variabilità, al mattino avremo ampie schiarite soleggiate, a seguire possibili ancora delle precipitazioni da locali a sparse, il limite della neve sarà intorno ai 900-1100 metri. Temperature stazionarie minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 9 e 14 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui al mattino avremo un generale miglioramento, ma tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche rovescio sparso, anche temporalesco. Temperature minime sui 4-9 gradi, massime intorno agli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Si alterneranno anche in questo caso annuvolamenti, schiarite e qualche rovescio, nevoso oltre i 1000 metri di quota. Temperature minime tra 1 e 2 gradi, massime sui 9-10 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.